Amici telespettatori del canale YouTube di Volley Veneto, benvenuti a questa sesta giornata di campionato tra Volley Veneto e Anodica Scaligera. Verona nel momento è prima in classifica, guida la graduatoria al momento dopo la quinta giornata a punteggio pieno 15 punti. Secondo classificato al momento Bassano con 13 punti, terzo Cus Venezia 12 punti, quarto Cornuda 10 punti, quinto posto per FBA Piove a 8 punti, seguito da Volley sempre ad 8 punti, settimo posto per GS Olimpo 6 punti, ottavo posto Chiene Padova 6 punti, nono posto Astra Volley a 6 punti, decimo posto la squadra che incontreranno stasera i ragazzi del Volley Veneto Anodica Scaligera a 4 punti, e a seguire Monselice 2 e a chiudere Sefamo a 0 punti. Anodica Scaligera che viene da una sconfitta all'ultima giornata in casa contro Cornuda per 1-3, Verona invece che finora ha vinto tutte le partite, il Volley Veneto. Stiamo per iniziare la partita, vediamo i giocatori posizionati sulla riga di ingresso del campo. Ecco che l'arbitro dà l'autorizzazione. Vediamo chi saranno gli starting six delle due squadre. Se non ci sono sorprese, la formazione veronese scenderà in campo con la coppia centrale di Agostini e Albrico, con il numero 6, con il numero 7, scusate, De Giorgio l'opposto e il palleggiatore Filippo Carrò il numero 4, linea d'attacco con il numero 12 Mazzola Tommaso e con il numero 14 Sasha Tarocco. Vediamo se il mister Adriano Fina farà delle modifiche al sestetto di partenza. Non sappiamo ancora invece chi sono i 6 giocatori che entreranno in campo nella Anodica Scaligera, adesso stiamo aspettando.
Invece la formazione della Nordica Scaligera scende in campo con il numero 3 Bartolino Gabriel, con il numero 4 Zigiotto Tommaso, con il numero 5 Gabriele Croce, con il numero 9 Mezzolaro Tommaso, con il numero 15 il giocatore Roncolato Cristiano e con il numero 19 Gallina Gabriele. Libero il giocatore numero 2 Ponte Alessandro, al servizio il giocatore Tommaso Mazzola, numero 12 della formazione del Volley Veneto. Siamo in attesa che l'arbitro prenda il suo posto sul seggiolino dopo aver controllato il nuovo referto elettronico. Si appresta a salire sul seggiolino per iniziare la partita. Siamo a tutto pronto. Ecco il segnale tra il segnapunti e l'arbitro. Anche questa sesta giornata di campionato per Volley Veneto, con Tommaso Mazzola al servizio. Filippo Lassa, il numero 14 che mette giù il primo punto per la formazione di casa, 1-0. Ancora Mazzola fuori dai 9 metri per il suo servizio. Buona la ricezione del libero della formazione della Nordica. 1-0, non passa l'attacco del giocatore numero 5 Gabriele Croce, non passa la rete. La formazione di casa è già avanti 2-0. Che cerca il mani fuori, riuscendoci, portando a 1 il primo punto di questa partita per la sua formazione, al servizio Nordica, con il numero 19 Gallina. Del muro della Nordica che mura al posto della formazione di casa e mette in perfetto equilibrio e parità questo match. Ancora Gallina al servizio. La palla cade sulla rete e permette a Tommaso Albrigo, il centrale della formazione di casa, di uscire dal campo. Parcheggia fuori il pallone di Albrigo, 4-2. Scusate, ancora Flott. Il giocatore numero 5 Gabriele Croce non è riuscito a tenere il pallone e permette ai padroni di casa di portarsi già sul +3. La palla era fuori, ma dopo non so se ci sia stato qualche tocco o meno, ma comunque il pallone era fuori. 6-2.
Ancora il Brivo. Veloce Gabriele, efficace, 6-3. Battuta il sacco per Croce. A 4. Cercano di recuperare i giocatori della Nordica Scalligera. Ancora battuta al salto. 6-5. Ma il servizio che la mette nell'angolino laterale alla sua destra e recuperano tre lunghezze da 6-2 e 6-5. Stavolta la palla cade sulla rete, 7-5. Dal servizio l'opposto Davide De Giorgio. Il flood non perfettissima la ricezione, possibilità per Volley Veneto di attaccare. Il attacco potentissimo di Sasha Tarocco al posto 4 che mette giù l'8-5. Ancora De Giorgio al servizio. È un errore del Cristian che su un pallone abbastanza facile mette le dita praticamente spiazzando i propri compagni. 9-5. Buona difesa di Volley Veneto. Sasha Tarocco che mette giù il diagonale del 10-5. Ancora De Giorgio, ancora flot. (11-5). Viene data il pallone valido, time out chiesto dalla panchina di Nordica Scalligera. Dopo che la formazione di casa è andata avanti di 6 punti in questo primo set. 11-5, primo time out della serata, chiamata dalla formazione di Nordica. Rientrano in campo dopo i 30 secondi le due formazioni. Ancora De Giorgio al servizio. Mezzolano Tommaso da posto 4. Il schiacciatore non è riuscito a far passare il pallone. Ancora De Giorgio. Stavolta la frente del centrale numero 4 di Pietro.
proprio l'autore del punto Ziziotto che va fuori dai 9 metri sul 12-6. Giorgio mette giù il 13-6, un po' scomposto il muro del giocatore numero 9 Meggiolaro, che si vede cadere il pallone tra i piedi, non molto invadente la sua mano, e permette ad uscire Sasha Tarocco con il suo servizio efficace. Stavolta il pallone di Tarocco cade a rete, ha forzato tantissimo il giocatore del volley veneto. Ecco l'opposto di Anodica con il giocatore numero 15 Cristiano Roncolato. De Agostini mette giù un bellissimo primo tempo nella zona centrale del campo, 14-7, ancora più 7 la formazione dei padroni di casa, che in questa fase di set stanno controllando gli avversari. Il capitano De Agostini al servizio. Il 17, invasione del numero 15 Roncolato, che ha pestato la linea dei 3 metri per il suo attacco. Ancora De Agostini. Abbiamo visto anche nelle partite precedenti i flotte di De Agostini e di Alberigo mettono spesso e volentieri in difficoltà le difese avversarie. Questa volta l'attacco del giocatore numero 9 Meggiolaro Tommaso è efficace. No, scusate, del giocatore numero 9 Meggiolaro è efficace. 15-8. 7 ancora per la formazione di casa. Molto lontana dalla riga dei 9 metri, palla fuori, 17-8, no, 16-8, scusate. Al servizio il palleggiatore Garrò. Grande pipe di Sasha Tarocco, Meggiolaro cercando di metterci una pezza, 17-8. Ancora Garrò al servizio. Vediamo se viene chiamato time out dalla panchina. Sì, viene chiamato time out dalla panchina della formazione di Anodica Scaligera. Gabriele Croce è efficace, il muro di Volley Veneto non trattiene il pallone in campo, la palla cade fuori permettendo al centrale, il giocatore numero 3 Gabriele Bartolini di andare al servizio. Il numero 13
Il Volley Veneto che porta a 19 punti contro i 9 avversari con un bel attacco da posto 3, ben invitato da Garrò. Il centrale veronese si è fatto trovare prontissimo. Mazzola al servizio. La palla a Fribourg nel campo del Volley Veneto. Bella difesa del giocatore numero 2 Alessandro Fonte, ma nessuno poi riesce ad intercettare il pallone. Siamo sul 20-9. Ancora Mazzola al servizio. Il Volley Veneto 21-9. Ancora Tommaso Mazzola al servizio. Il giocatore numero 5 Gabriele Croce ancora da posto 4 che mette giù un bel diagonale 21-10 e concede al palleggiatore Gallina di andare al servizio. Stavolta l'errore di Sarocco che non fa passare il pallone dall'altra parte, il 21-11. Recuperano un punticino i ragazzi della Nodica Scaligera. Ancora Gabriele Gallina al servizio. De Giorgio non attacca, free ball nel campo della Nodica. Grande attacco lungo linea del giocatore numero 15 Cristian Roccato che mette a 12 punti. Riescono a recuperare un altro punto in questa fase di rotazione. Momento di confusione nella formazione del Volley Veneto. Ne approfittano in questo frangente i giocatori di Nodica Scaligera di un recupero quasi impossibile. Giorgio mette giù un diagonale da posto 2, 22-13, che rompe questo momento di piccola defiance della formazione del Volley Veneto. Con il naso al brigo al servizio. Errore ancora del 15 Cristian Roccato che butta fuori un pallone abbastanza facile. 23-13. Doveva solo accompagnarlo dall'altra parte. Ancora il brigo al servizio. Questa volta la palla cade sulla rete. 23-14. Al servizio Gabriele Croce. Nella rotazione precedente ha fatto vedere dei buoni servizi. Mazzola, Garrò, il muro 2 che viene buttato fuori il pallone dalla formazione di Nodica, 24-14. Sostituzione al servizio di De Giorgio con Bellinazzi.
corta, mette un po' in difficoltà la formazione avversaria. Errori di formazione di Volley Veneto, 24-15. Al servizio il giocatore numero 4, il centrale Tommaso Zicciotto. Ritorna fuori Bellinazzi e rientra De Giorgio. La palla cade sulla rete, 25-15. Finisce il primo set, 3 minuti di pausa per noi. Vediamo se ci saranno dei cambi dalle parti Anodica Scaligera oppure della squadra di Volley Veneto. No, entrano in campo le due formazioni come le avevamo viste nel primo set. No, è entrato il giocatore numero 18, ecco, sembrava. È entrato il giocatore numero 18, Zanovello Andrea, vediamo il posto di chi. Servizio Gallina per la sua formazione, quindi partirà con il pallone Anodica Scaligera. Pallone dentro, viene chiamata fuori la palla dell'attacco di Fusorti. 1-0 per la squadra ospite, ancora Gallina. Per Narok, il missile in
intercettabile dai ragazzi di Anodica Scaligera, che non possono far altro che vedere cadere il pallone a terra. Tommaso Albrigo al servizio, 1 pari questo inizio di secondo set. Ricordiamo, per chi si fosse appena messo in collegamento, stiamo giocando la 6ª giornata di campionato tra Volley Veneto e la formazione di Anodica Scaligera. Palla fuori, 2-1 per la squadra di casa. Primo set vinto dai ragazzi benacensi con il punteggio, con il parziale di 25-15. Il servizio Tommaso Albrigo. Viene chiamata accompagnata la palla del giocatore di Anodica Scaligera, il giocatore numero 19, no scusate, il giocatore numero, non ho visto chi c'era, poi quando si gira vi dirò il numero. Grazie al muro molto intelligente di 4-1. Ancora un altro muro del giocatore, il sacco di croce Gabriele Murato, che non è più che coprire il gioco. 5-1. Era il giocatore numero 5, quindi dato che Croce era uscito il numero 9, Giolaro per dare il posto a 0-20. Errore del centrale sul palleggio Gallina e Zigiotto non si sono capiti. 6-1. Ne approfitta la formazione di casa ancora con Tommaso Albrigo al servizio. Grandissima difficoltà la ricezione sul servizio flop di Tommaso Albrigo, costringe la panchina di Anodica Scaligera a chiamare il time out all'inizio proprio di questo secondo set sul 7-1. 30 secondi di pausa. Ancora Albrigo a servizio. La palla è fuori sull'attacco. Viene chiamato il tocco, viene chiamato il tocco, 7-2. Viene chiamato il tocco, 7-2. Servizio Anodica Scaligera, Mazzola, Garrò, D'Agostini, 8-2. Bell'attacco da posto 3 del centrale capitano della formazione di casa. De Giorgio al servizio. Aspetta. La palla ancora nel campo di stavolta De Agostini butta male il pallone, 8-3. Rientra il centrale numero 3 Bartolini.
quindi il giocatore numero 4 Zicciotti al servizio. Del gioco 8-4. Ancora Zicciotti al servizio. Stavolta De Agostini ancora più facile, 9-4. Sasha Tarocco al servizio. Non è intercettato il pallone da Bartolini sul palletto di Gallina. 10-4, errore della formazione di Anodica Scaligera. Zano Mano Andrea che porta a 5 i punti per la palla fuori di non colato, 11-5. Cristian De Agostini al servizio. Un altro errore del Comuni. Il centrale quando viene chiamato in causa il giocatore numero 3 sbaglia tantissimi palloni. Ancora De Agostini, 12-5. In questo secondo set è entrato, sta dando un ottimo apporto alla sua formazione. Ed è proprio lui che esce dal campo per il suo servizio. (12-6). Palla fuori, 13-6. Filippo Carro al servizio, palleggiatore di Volley Veneto. La palla frigorifero nel campo di Volley Veneto. Una palla molto bella, 14-6. Ancora Filippo Carro al servizio. Bartolini, 15-6. Free ball nel campo di Anodica Scaligera. 16-6. Time out chiesto dalla panchina della squadra di Anodica Scaligera con 10 punti di differenza.
Rientrano in campo le due formazioni, 16-6 nel secondo set, 25-15 vinto il primo dai padroni di casa di Volley Veneto. Filippo Garrò il servizio. Diagonale da posto 4, lo schiacciatore di Volley Veneto porta 17 punti contro i 6. Palla nel campo di Volley Veneto. 12 punti di distanza tra le due formazioni. Ancora Garrò, questa volta la palla cade sulla rete, 18-7. Rientra in campo il giocatore numero 4 Zicciotto, quindi al servizio andrà il giocatore numero 3 Gabriele Bartolini. Bella passa da questo 3 di Tommaso Brigo, 19-7. Rotazione, esce De Giorgio ed entra Squadra Leonardo. Mazzola al servizio. Attacco da posto palla del giocatore numero 4 della formazione, non ho visto che ha fatto l'attacco della formazione di Anodica, che è uscito comunque 27. Ancora Mazzola al servizio. Bel diagonale, 20-8. Gallina al servizio. Mazzola. Scusate, Murato, 29. Ancora Gallina al servizio. A 10. Invasione di Squara. Ancora Gallina al servizio. Anche nel set precedente il turno di Gallina mette in difficoltà un pochino la ricezione di Volley Veneto, che costringe mister Adriano Fina a chiamare il time out sul +9.
Rientrano in campo le due formazioni, ancora Gabriele Gallina e servizio. Attacco da posto 2 dell'opposto Squadra Leonardo, che porta al più 10 la formazione di casa. Sostituzione, entra Gatti al posto di De Giorgio. Di Albrigo, scusate. Avevo visto che aveva abbracciato De Giorgio, ma De Giorgio è già uscito perché c'è Squadra in campo. Centrale per centrale, pallone flot. Ancora Gatti a servizio. Stavolta il pallone di Gatti cade sulla rete. Esce naturalmente il centrale lasciando il posto a Michele Viola. Fuori dal campo il giocatore numero 5 Gabriele Croce. 22-12. A 13 è un ace. Un bel servizio che è caduto sulla linea di mezzeria. Ancora successo Tarocco, Gatti. Invasione del giocatore numero 0 Vallon 23-13. 23-13. Leonardo Squadra al servizio. Mazzola mette giù il fly per il 24-13. Ancora Leonardo Squadra al servizio. Attacco del giocatore a posto 4. 24-14. Al servizio il centrale del giocatore numero 4 Tommaso Zigiotto. Viene chiamata doppia, 24-14, 24-15. Ancora Zigiotto al servizio. Nel campo di Anodi Cascaviglia. 25-15. Come nel primo set.
25-15, 2-0 per Volley Veneto Benacus con Nordica Scalise. Rientrano in campo le due formazioni, stavo guardando se la squadra ospite ha fatto dei cambi. No, è rimasto in campo il giocatore numero 18 Zanovello, che ha sostituito il giocatore numero 9 Gennaro Tommaso nel corso del primo set. Del campionato, credo, di Michele Viola, il libero di formazione di Volley Veneto, che mette il bader sul diagonale dell'attacco di Enodica Scalise. I giocatori di Enodica lasciano cadere il pallone per terra. 1-0 per la formazione di casa. Ancora Mazzola al servizio. E Giorgio sbaglia il pallone, la linea al servizio. Attacco di Sasha Tarocco. Zellina cerca di metterci la mano, non riescono a recuperare il pallone i giocatori di Enodica. 2-1 per i padroni di casa, e fuori dal servizio, fuori dal campo Tommaso Albino. Viene dato il tocco, due pari. L'arbitro viene dato il tocco, due pari. Al servizio del giocatore numero 5 Gabriele Croce. Due pari in questo terzo set. De Giorgio al servizio. Doppia di Gallina, 4-2. Abbastanza evidente questa doppia del palleggiatore di Enodica. Ancora De Giorgio al servizio. Punto tra il giocatore numero 15 Cristian Roncolato. Errore al servizio del centrale
Zigiotto che permette alla squadra di casa di andare sul più 2, 5-3. Sasha Tarocco al servizio. Palla fuori, 5-4. Molto potente il servizio di Sasha Tarocco, il tiro di circa 20 cm. Il servizio l'opposto non curato. Tarocco, Mazzola, palla ancora giocabile, De Giorgio, Garro, primo tempo di D'Agostini. A 4. Sono delle proteste. 6-4. De Agostini al servizio. Servizio al giocatore numero 18 Zanovello. Gioco 7-5. Filippo Garro al servizio. Viola, Garro. Primo tempo di Tommaso Albrino, 10-5. Nove a 5, scusate. Ancora Filippo Garro al servizio. Bartolini Gabriele al servizio. Muro di Tommaso 16.
Mazzola al servizio. De Giorgio regala un free ball nel campo di Anodica. Invasione. Molto largo. Tommaso Mazzola al servizio. Palla fuori che va a toccare l'asticella, attacco da posto 4 dello schiacciatore della formazione di Anodica, concede ai padroni di casa il più 6. Time out chiesto dalla panchina di Anodica. Ancora Tommaso Mazzola al servizio quando le due squadre sono rientrate in campo in questo terzo set. Ricordiamo i parziali degli altri due set: 25-15, 25-15. Buona la ricezione di Giorgio, buono il diagonale della formazione di Anodica che lo Garrò. Tommaso il Brigo a servizio. Attacco da posto 4 di Saggio Tarocco. Ancora il Brigo fuori dal campo per il servizio. Primo nel campo di Anodica Scaligera. Ora il Brigo al servizio. Ace 17-7.
Rotazione, esce Capitan De Agostini ed entra Davide Gatti. Ancora Tommaso in primo al servizio. Un altro errore di Anodi Cascalisi, era 18-7. Sembrano aver perso la fiducia i giocatori della formazione di Vicenza. Gabriele Croce al servizio. La palla cade sul nastro, 19-8. Davide De Giorgio al servizio, con la formazione di casa amanti di 11 punti in questo terzo set, 25-15, 25-15, terzo set 19-8. Davide De Giorgio al servizio. La palla cade sul lato, 19-9. E rientra in campo il giocatore numero 3 Bartolini. Ed esce naturalmente il libero del giocatore numero 2 Alessandro Conti. Al servizio del 4 Gigiotto Tommaso. Mazzola, Garrocchi, Gatti che porta 20 punti sulla formazione di casa. Il muro avversario Sasha Tarocco al servizio. Errore dell'attacco del giocatore numero 5 Gabriele Croce, che aveva cercato il pipe da 6-3, ma la palla cade fuori dal campo. 21-9. Ancora Tarocco al servizio. Ancora Tarocco al servizio. Entra Bellinazzi al posto di Garrò. Cambia il palleggio Adriano Fina in questo finale di terzo set, 23-9. Ancora Tarocco al servizio. Palla fuori per non nulla. Questo pallone potente di Sasha Tarocco. Al servizio fuori dai 9 metri Cristian Roncato. Mazzola, Bellinazzi, trattenuta, 23-10-11. Ancora Roncato al servizio. Ronculato, scusate.
Fuori dal campo il numero 16, Davide Gatti, il primo dei tanti match ball a disposizione dei ragazzi di Adriano Pini. Errore alla rotazione degli avversari, finisce qua 3-0. Una partita dominata dal volley veneto. Non ha concesso nulla agli avversari, la Nodi Pascalidera. Troppo forte il volley veneto per questi ragazzi di Centino. 25-15, 25-15, 25-15. Finisce qua 3-0 per la formazione di casa. Buona serata e ci risentiamo per la prossima partita di campionato.